Nessuno tocchi la montagna. Il grido partito dal Ponte Cadore aveva due indirizzi precisi: Roma e soprattutto Venezia. Dei rappresentanti bellunesi in Consiglio regionale era presente solo Sergio Leoron, sceso in strada per appoggiare la protesta. È un segno della volontà di Cadorini, dei bellunesi, di salvaguardare le prerogative dell'abitare in montagna. I servizi sono una condizione essenziale, i servizi di trasporto, di istruzione, di sanità, le poste, insomma tutti i servizi sono essenziali perché si possa continuare ad abitare in montagna e quindi noi dobbiamo difenderli fino in fondo. Assenti giustificati il cadorino Matteo Toscani, rientrato lunedì dall'Armenia per motivi istituzionali, e il feltrino Dario Bond, occupato da precedenti impegni. Avrei partecipato volentieri e stretto la mano a tutti i partecipanti, assicurato, anche se non è mancata una piccola retromarcia. La protesta è giusta e la condivido in pieno, però ho la sensazione che il tema sia altro. In questo momento il tema è salvare l'Italia e salvare il Veneto. Salvare le nostre imprese, il tema è quello in questo momento, non è il tema del salviamo la montagna, dobbiamo salvarci tutti, dobbiamo salvare il territorio del Veneto. Critica duramente la protesta invece il presidente della regione, nel mirino soprattutto per i paventati tagli alla sanità bellunese. Una protesta inutile, assicura Luca Zaia. Quando illustreremo le schede ospedaliere si capirà, ma sarà troppo tardi. Lunedì Zaia era atteso a Sospirolo per l'inaugurazione della variante, ma è rimasto bloccato in pianura per impegni istituzionali tra Treviso e Venezia. La sua assenza all'indomani della manifestazione ha però fatto rispolverare a qualcuno il vecchio detto: a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Lui e Finozzi, francamente, si sapeva che quando noi abbiamo rinunciato a battersi per avere un nostro assessore le cose sarebbero andate a finire così. Non mi stupisce. È chiaro che vedere 2000 persone sul Ponte Cadore qualche problema l'avrà comportato per il Presidente della Regione Veneto.